Un uomo visibilmente agitato va da un psicologo, si mette a sedere, il dottore fa, prego, come posso aiutarla? Dottore, guardi, sono disperato, non è per me, è per mia moglie. Ma che cosa succede? E niente, mia moglie tutte le sere va al bar dello sport, entra come se beve una cosa e il primo che incontra solo tromba. Ma porca miseria, vabbè, adesso stia calmo, si metta sul lettino e come prima cosa mi dica dove sta sto bar dello sport. È pieno agosto, un callo da paura. C'è un signore che cammina per strada, c'ha la gola secca, sta sudata, c'ha una sete da paura, ma non c'ha manco un euro in tasca. Allora cerca di pensare come escogita il sistema per bere gratis. Passa davanti a un bar, vede che è pieno di gente, entra dentro, va al bancone e fa, buongiorno, mi dà una bella birra ghiacciata? Il barista fa, come no, subito. Gli fa sta birra, gliela serve, però come gliela serve si mette a servire altri clienti. Questo che fa? Si appizza un tavolinetto, sa la bevi tutta d'infiato, poi guarda che non sta guardando nessuno, piace, piscia dentro e gli riporta il boccale al bancone e fa così. Mi scusi, ma sta birra è calda. Allora quello gli fa, ma come è calda? Ci mette la mano sopra, quando sente che è calda gli fa, guardi, mi perdoni, probabilmente è stato il fusto che non si è rinfrescato. Aspetti, gliene faccio un'altra. Quello gli fa, no, non la voglio più, via e se ne va. E si è bevuto sta birra gratis. Mo il barista, per una manna sprecata sta birra, che fa? Dice, quasi quasi la metto al freezer. Mo si viene qualcuno e chiede una birra, gliela do. Apre il freezer e mette sta birra lì a riposare. Poi dopo un 15-20 minuti entra il signore e fa così, ciao, ma dà una bella birra ghiacciata? E il barista subito che fa? Apre il freezer, gli dà sta birra, questa la pia, vedo bella ghiacciata proprio che i cosciolini sul bicchiere, la beve 2 o 3 sorsate. E il barista lo guarda e fa così, vuole qualcos'altro? Lui fa, sì, ce la vedi i tramezzini che la merda? Un dirigente di una grande azienda convoca in ufficio il suo migliore impiegato, lo fa mettere a sedere e fa così, signor Rossi, le faccio una confidenza veramente da amico, sto per essere trasferito alla filiale brasiliana e c'è un altro posto libero per qualcuno che può venire con me, volevo sapere se lei era interessato a questo posto. Lui le fa, e il Brasile? No, ma se è posto di merda, oh, solo mignotte e calciatori. Allora il capo gli fa, ma che dice, mia moglie è brasiliana? Ah, davvero, in che squadra gioca? Due amici in confidenza stanno a parlare e uno gli fa, sai, mia suocera è stata la causa del mio divorzio. L'altro fa, ma davvero? Ma perché non andavate d'accordo? Eh no, perché me la scopavo. Colloquio di lavoro. L'esaminatore guarda il candidato e fa così. Allora, signor Bianchi, guardi, inizialmente lei guadagnerà 700 euro al mese, poi più tardi potrà arrivare anche a 1400. Lui fa, vabbè, allora venga a lavorare più tardi. Una suora si va a confessare. Arriva al confessionale, si inginocchia e il prete per lo sportelletto gli fa, dimmi sorella. Allora gli fa, guardi padre, io servo il Signore ormai da tantissimi anni, però non so se lo faccio nella maniera corretta. Allora il padre fa, perché? Che problema c'è? Perché son prete. C'è un vecchietto, entra in farmacia, arriva al bancone, c'è una dottoressa che gli fa, buonasera, volevo il Viagra. Quella gli fa, guardi, il Viagra da 50 l'ho terminato, c'ho quello da 100, questa sera la spacca in 2. Mi moglie? No, la pasticca. Roma Sud. Alle 2 del pomeriggio si ferma un autobus, si aprono le porte, sale in gigante tutto tatuato e l'autista lo guarda e fa biglietto, questo gira e fa ci cerco a non paga. E si mette a sedere. E mo c'è l'autista che è mingherlino secco secco, un po' spaventato da questo e non dice niente. Mo sta storia si ripete tutti i giorni, ogni volta che questa arriva a sta fermata sale questo biglietto, ci cerco a non paga. Mo l'autista dopo una settimana non la fa più, che fa? Va alla sede dell'ATA che si lamenta di sta cosa. Anche gli mandano un controllore gigantesco, 2 metri per 200 kg. Capito? Se mette a un sedile, alla mattina arrivano quelli, si aprono le porte, a risale sto gigante, quello gli fa biglietto, questo gli fa Gigi il Coatto non paga. Sarza sto gigante gli si mette davanti e gli fa, e perché Gigi il Coatto non paga? Questo lo guarda, perché Gigi il Coatto c'ha abbonamento. C'è un tizio che ha una fabbrica di macellazioni animali e sta fabbrica è grandissima e lavora tantissimo, no? Mo c'ha un figlio che ha da poco compiuto 18 anni, però è un po' un coglione. E allora lui diciamo, decide di cominciare a insegnare il mestiere perché un domani dovrà lasciare la fabbrica a lui. Allora un giorno lo convoca in azienda, gli comincia a fare tutto il giro dell'azienda, sta azienda è enorme, no? Gli fa, vedi figliolo, allora qui è dove macelliamo il manzo. Questa invece è una macchina che serve a sezionare i polli, divide le ali, le cosce, i petti, tutto quanto. E il figlio che fa così e cerca di capire tutto, no? Gli fa vedere tutta la fabbrica, a un certo punto lo porta davanti a un macchinario e fa, allora figliolo, vedi? Questo è un macchinario speciale, questo è il macchinario per fare le salsicce. Lui fa, davvero papà? Sì, però questo è un macchinario molto particolare, perché noi le salsicce non le facciamo col maiale, bensì le facciamo con gli asini, perché vengono molto più magre, ma sono molto saporite. Allora, il figlio gli fa, ma come funziona papà? Niente, noi mettiamo dentro direttamente un asino e dall'altra parte esce automaticamente fatto in salsicce. E il figlio se lo guarda e gli fa,
papà, e c'è sta una macchina invece dove ci metti le salsicce e escono l'asini? E il padre sto guarda e fa sì, alla fregna da tua madre. C'è un carabiniere che si mette su internet alla ricerca di un mago bravo che sappia fare il numero della donna tagliata in due. Cerca e ricerca fino a che trova un mago bravissimo che si vocifera nel mondo dello spettacolo che è uno dei più forti a fare questo numero. Al che ci si incontra e fa così. Allora, senta, gli fa il mago, e lei sarebbe in grado di fare questo numero? Il mago gli fa, guardi, sono veramente uno dei miei numeri principali. Allora il carabiniere gli fa, ma senta un po', ma serve per forza una donna o saprebbe tagliare in due anche un uomo? E fa, guardi, no, va benissimo anche un uomo, l'unica cosa è che con la donna è un po' più scenografico che fa il mago. Allora il carabiniere fa, perfetto, guardi, lei mi dovrebbe tagliare in due a me. E fa, scusi, ma perché devo tagliare a lei? E niente, perché io la sera quando torno a casa non trovo mai il posto per la macchina sotto casa. Allora fa, ho capito, ma che c'entro io? E no, sai che c'è? Che sotto casa c'è un posto sempre libero che mi fa una cifra gola. E il mago mi fa, ma come posso aiutarla? Io mi scusi. No, perché sopra c'è il divieto di sosta, ma sotto c'è un'altra tabella e c'è sta scritto eccetto mezzi carabinieri. Siamo in un'aula di tribunale, stanno facendo il processo a una signora che ha ucciso il marito. Allora il pubblico ministero gli fa, allora signora Rossi, dopo aver messo il veleno nella minestra di suo marito e dopo avergliela servito, non ha provato un po' di rimorso? La signora fa, beh veramente sì. Ah sì, e quando? E quando mi ha chiesto che c'era per secondo. C'è una suora che rimane in panne con l'auto su una stradina di campagna, perché scende e comincia a cercare aiuto e lì vicino c'è un convento di frati. Mo esce un frate che gentilmente gli dà una mano e l'accoglie per una notte dentro al convento, perché ormai si è fatta notte e non può tornare a casa, e passano una notte d'amore strepitosa. Mo la suora la mattina dopo si rimette in cammino e torna al convento, ma non si dimentica sta bella serata che ha passato. Mo passa qualche mese e a sta suora gli riviene la voglia di fare un po' di sesso. Allora che fa? Fa finta che gli si ferma un'altra volta la macchina in quel posto e scende e va a bussare al convento. Stavolta però gli apre un frate totalmente diverso. Archeso guarda la suora e fa così, mi scusi frate, qualche mese fa mi si è fermata la macchina in panne come questa volta e mi è venuto in soccorso un vostro fratello. Era un frate alto e biondo. Allora quello che fa, ma qui siamo tutti alti e biondi, sorella. Fa sì, ma aveva anche una barba molto folta. Ma qui ci abbiamo tutti una barba molto folta, sorella. Perché la sorella fa, senta, in confidenza, c'ava un cazzo di 28 centimetri. Come dice così, il frate fa, ah, allora è padre Gesualdo. E fa, ah, ma come ha fatto a capirlo? Perché di 28 ce n'è uno e tutti gli altri sono 31. Un uomo si reca dal più famoso mago della città, entra e gli fa così, buonasera, mi scusi. Lei è in grado di togliere una maledizione che mi ha fatto un prete qualche anno fa? Allora il mago so guarda e fa, forse. Si ricorda le esatte parole che ha detto il prete? Quello fa, sì, vedi chiaro, marito e moglie. È notte, siamo a Verona. Su un balcone c'è affacciata Giulietta che fra sé e sé parla e dice, oh Romeo, Romeo, sei tu il mio Romeo? E da sotto si sente uno e fa, no, non so Romeo, so Franco. Giulietta rimane un attimo allibita, guarda di sotto e fa, sali Franchi, tanto Shakespeare sta a dormire. Due vecchiette stanno su una panchina e stanno a chiacchierare e una gli fa a quell'altra, oh, mi stavo a leggere l'oroscopo. L'altra fa, ah, e che ti dice? Niente, mi dice che mi troverò un uomo bello, ricco, alto, che mi ricoprirà dei fiori. L'altra fa, sì, è il becchino del cimitero. C'è una signora che ormai è vedova da circa 3 anni e sta sempre chiusa a casa. Allora mo la figlia cerca un po' di spronarla e una sera gli presenta un distinto signore e questi se stanno simpatici, si piacciono e decidono di uscire insieme. E piano piano nasce una storia d'amore. Mo dopo qualche tempo lui la invita per un weekend fuori e quando arrivano al dunque la sera si vanno a mettere a letto, lui si spoglia, si mette a letto, lei va in bagno, dopo pochi minuti esce dal bagno totalmente diciamo quasi tutta spogliata però con un paio di mutandine nere. Allora lui dal letto gli fa, cara, ma come mai queste mutandine nere? E lei gli fa, guarda caro, il mio corpo e i miei seni sono i tuoi, ma purtroppo lì sotto ancora sto a lutto. Insomma, si mettono a letto e non combinano niente. E il giorno dopo, stessa scena, riesce questa con queste mutandine nere e dice la stessa cosa. E il terzo giorno, il quarto giorno così, e il quinto giorno, e lei si mette a letto con queste mutandine nere, lui va, attendi un attimo, vado in bagno, e va in bagno. Dopo 2 minuti esce tutto nudo con un preservativo nero. Lei dal letto si guarda e fa, tesoro, ma come mai il profilattico? È perché ti sono venuto a porgere le condoglianze. Siamo al mare. Una signora si sta a fare il bagno, a un certo punto un tizio piano piano lentamente nuotando la raggiunge, quando sta a qualche metro gli fa, signora, si tocca? Questa gira fa,
Oggi no, c'è mio marito.